Sulla incompiuta opera stradale di ammodernamento torna finalmente a farsi sentire la politica dopo i tanti anni di attesa di un vero e proprio via crucis per i tantissimi automobilisti che percorrono quotidianamente la strada statale Agrigento-Palermo e viceversa. In tal senso, l'onorevole Giusy Savarino, presidente della Commissione Ambiente, comunica che saranno sentiti in questa settimana i vertici dell'ANAS convocati in merito allo stato dei lavori sulla strada, i sindacati e i sindaci delle comunità coinvolte. Sull'Agrigento-Palermo, continua la Savarino, riteniamo doveroso raccogliere le tante sollecitazioni dei siciliani che ormai da troppo tempo sono costretti a percorrere una strada martoriata dal prolungarsi indefinito dei cantieri. Abbiamo in programma un'audizione, continua la Savarino, con i vertici dell'ANAS per approfondire le modalità con cui si potranno garantire gli avanzamenti attesi per i prossimi mesi, senza i quali la Regione, come già dichiarato dal governo regionale, richiederà la rescissione del contratto con il contraente generale CMC. Aggiunge la Savarino, che prosegue: ho convocato pure i sindacati raccogliendo le loro preoccupazioni e i sindaci dei comuni coinvolti. Non è la prima volta che ci facciamo portavoce di una situazione allarmante che ha ormai esasperato tutti ed è ora finalmente che gli utenti delle strade statali 121 e 189 abbiano risposte puntuali e soprattutto tempistiche, certe e indifferibili rispetto alla definitiva conclusione dell'odissea dei lavori che avrebbero dovuto da tempo ammodernare la strada a scorrimento veloce Agrigento-Palermo.